Eccoci con Alessandro Zanon, vice sindaco di Telio Veneto, uno dei più giovani, se non il più giovane, magari ce lo può specificare lei se ha avuto modo di fare una piccola verifica o se le hanno comunicato qualcosa. Oggi Consiglio Comunale di insediamento, mi sembra un consiglio impostato sulla collaborazione, insomma nessuna sorpresa. Cosa le è sembrato? Sì, primo consiglio di insediamento di rito tranquillo, sicuramente avremo modo dalle prossime occasioni di entrare nello specifico sulle tematiche che riguardano l'amministrazione locale o anche argomenti più politici. Veniamo da una buona vittoria elettorale abbastanza netta e quindi penso che non ci sia lo spazio per fraintendimenti o per inutili discussioni. Siamo impegnati a lavorare sulla base di un'esperienza maturata in questi anni da alcuni di noi con molti elementi di novità. E il nostro impegno sarà quello di mettere insieme questi due aspetti, quindi la novità e la continuità, quindi l'esperienza, al fine di portare avanti quelle iniziative, quei progetti che abbiamo riportato in modo ampio e esaustivo nel nostro programma elettorale con il quale ci siamo presentati e abbiamo ottenuto la fiducia lo scorso 26 maggio. Sì, allora un consiglio comunale tranquillo, però io volevo forse agitare, diciamo, magari un termine improprio, la conversazione e l'interesse anche dei cittadini, perché lei è noto, insomma, è di area centrosinistra e era tesserato al PD, perché mi sembra che adesso per volontà non sua non abbia più la tessera. E cosa risponde a chi dice che c'è della contraddizione nella sua posizione in una giunta in cui insomma è la Lega che vi ha trainato? Sì, allora sicuramente questa è una questione che va avanti dal 2009, quindi 10 anni, essendo questo per me il terzo mandato all'interno di questo progetto politico che è la lista civica Il Tiglio, che è nato appunto nel 2009, dove più forze politiche e movimenti civici si sono messi assieme per creare la lista. Io vengo da quella storia lì, a livello locale ho portato avanti con la collaborazione di altri, nel frattempo sono cambiati i consiglieri, i protagonisti, ho deciso di continuare in questo progetto politico per Telio. A livello locale sappiamo come contino molto le persone, il loro impegno e la concretezza. Gli aspetti politici li lascio a chi ha molto tempo da dedicare da questo punto di vista e spesso utilizza il rancore personale, la frustrazione della sconfitta per portare avanti queste istanze che lasciano il tempo che trovano. Chi è nel territorio sa valutare, vedere nei propri occhi l'operato, ciò che viene detto, ciò che viene fatto e non detto e non fatto. Quindi io al terzo mandato consecutivo ho ottenuto per 3 volte di fila la fiducia da parte dei cittadini. La giunta, il sindaco in questo caso, ha ritenuto opportuno che sia io il vice sindaco ad affiancarlo, quindi È la miglior risposta. sono impegnato ad andare avanti nel lavoro e le polemiche le lasciano agli altri che, ripeto, hanno il tempo e il modo per poterle fare. Noi siamo impegnati a fare altro. Sì, mi aggancio a questa sua ultima frase dove nominava le polemiche, perché il sindaco durante il Consiglio ha detto che è stata una campagna elettorale corretta, al di là di qualche piccola polemica. Sì. Ce la può accennare o sorvoliamo? No, sostanzialmente è stata corretta, ci sono state qualche prese di posizione, qualche elemento non corrispondente al vero che è stato emerso da parte del gruppo di minoranza uscente, ma dalla lista che si è candidata, che in certi aspetti ci può anche stare, in altri abbiamo avuto modo di recriminare, di dire le motivazioni per quali non condividevamo certe espressioni. Questo, a mio avviso, sono dettate sia dalla non conoscenza spesso dell'attività locale, ma anche per alcuni aspetti anche da far finta di non sapere, di non conoscere gli aspetti per buttare un po' di benzina sul fuoco, quando al contrario un comune come il nostro ha bisogno di tutt'altro. Sarà uno dei compiti più difficili quello di cercare di costruire un tessuto locale, associativo o altro, che è stato fortemente minato in questi anni quando si vuole utilizzare l'aspetto del tessuto associativo per fare della politica. Al contrario, bisogna partecipare all'attività del volontariato e associazionismo per fare del bene a chi ne ha bisogno. Io questo ho sempre ritenuto, ho cercato di fare attivamente in prima persona e non. Altri hanno preferito fare altro, però sono stati anche doverosamente puniti nell'ultima tornata elettorale e quindi i risultati poi parlano da sé. Allora, in chiusura di questa intervista, visto che lei è sì giovane, ma
anche ricco di esperienza. Che impressione ha avuto? Sarà un mandato in cui ci sarà un'opposizione costruttiva e attenta, come si dice sempre nelle intenzioni? Saranno solo parole o pensa che ci saranno anche i fatti su questo Ma punto? io credo che comunque anche la minoranza sia composita, quindi non possano essere considerati tutti uno stesso blocco, quindi sono fiducioso da una parte, dall'altra un po' meno conoscendo l'esperienza anche a chi proviene da lontano come attività amministrativa locale, quindi io confido che comunque dopo questa prima fase si possa essere costruttivi. Non è sempre successo in passato, però auspichiamo e lavoriamo appunto fiduciosi affinché questo non accada. Noi siamo a disposizione al dialogo, lo siamo sempre stati, non solo con la minoranza ma in generale con la cittadinanza attiva e non. Allora grazie al vice sindaco Alessandro Zanon e buon A lei, lavoro. grazie.